Amici bellini, scusate un po' il ritardo, ma la vita aumenta e quindi dobbiamo fare le nostre cose, ma abbiamo screenshot, abbiamo un dato che è sconvolgente, di cui nessuno sta parlando, dobbiamo rivivere un po' questa partita con l'Atalanta per capire cosa è andato storto. Cominciamo! Non lo so come l'avete presa, perché adesso rivedendo la partita, insomma, mi sono fatto un'idea un pochino più chiara, senza quella foca, ma persa, il felice greco. Benvenuto sul canale. La reaction, purtroppo, essendomi io svegliato tardi, è brutta, non è bella. La porterò magari su un mini social, su TikTok. Sono arrivata a 1000 su TikTok, quindi voi lasciate un like qua su YouTube, perché magari non state su TikTok e forse lì su Instagram. Vediamo un pochino dove ve la posso postare. Grazie a tutti per il supporto e scusate se vi chiedo i like, ma sono gratis. Andiamo a vedere gli screenshot, ne sono parecchi e si comincia con un'opportunità per il Napoli al terzo minuto. Kvara mette un bel cross dalla sua zona e lì Lukaku non ha quella spinta magari di buttarsi di testa, non riesce a intervenire. Questa era un'occasione mondiale che il Napoli sta dimostrando spesso di attaccare forte all'inizio e poi magari se riesce a sbloccarla subito, come può capitare, come è capitato magari col Milan, con il Como, lì poi vai nella contrapposizione che Conte studia, e forse Conte ha studiato un po' meglio le contrapposizioni rispetto alla costruzione. Questa è una delle cose che mi viene distinto di dire, cioè il Conte che prepara i punti di forza dell'avversario. In questo caso o non l'ha preparato benissimo o comunque i giocatori non sono riusciti a mettere le pezze. Andiamo a vedere il perché. Atalanta la sblocca al 9° minuto. Ricordate che alla fine del video di presentazione io dissi probabilmente Anghissà può andarsi a prendere Kolasinac, e qua gli è scappato Kolasinac, anche perché lo ritroviamo qui mentre Anghissà è rimasto in questa zona. Esiste, bisogna considerarlo, anche se non fa parte del gol, ma che loro hanno riempito l'area di più e noi siamo tutti schiacciati, però abbastanza distanti. Io questa distanza che purtroppo c'è tra molti giocatori, guardate Lookman come alla fine è isolato, questi due sono isolati, abbiamo creato tantissima densità qui perché era arrivato un cross da questa zona che Olivera purtroppo ributta verso il centro. Lì si poteva fare anche già meglio. E il primo duello che perde Lukaku è proprio questo qui, dove il colpo di testa viene ributtato dentro. E in questo momento si è trovato più vicino Di Lorenzo su De Ketelare, che aveva fatto questo movimento, lo aveva sotto mano Rrahmani. Purtroppo Rrahmani viene anche forse attratto dalla presenza di Kolasinac, e qua, essendo Di Lorenzo a chiudere in ritardo su De Ketelare, risulta solissimo Lookman che andrà a sfruttare la sponda e segna un gol dove Meret onestamente non può fare niente. Tra l'altro su Meret ho trovato un paio di meme che sono... Laurenti non parlano, né Lotito né De Laurentiis, ha parlato Casini, quindi fateci passare, grazie. Proprio la verità vera, perché alle volte il meme di internet ci racconta la verità. Due parate centrali, chiedete scusa, un gol subito ad ogni tiro incolpevole, un gol subito ad ogni tiro incolpevole, un gol subito, e poi fa due parate centrali, chiedete scusa. E anche questa è molto vera. Meret non è buono, è da vendere, poi ci salva il culo con i rigori in Coppa Italia, poi trattative per il rinnovo che ogni anno così, poi fa schifo tutto il resto della stagione. Insomma, ci divertiamo, ma nell'analisi di Meret siamo stati molto esaustivi anche nella live, che se non avete visto vi consiglio di andare a vedere, perché Guido è andato nello specifico proprio della spinta del piede. Io mi ero soffermato distinto alla mano, che non è tosta abbastanza perché Meret ci arriva, ma la spinta del piede avrebbe permesso di fare quella parata su Lookman successiva. Io non mi vorrei soffermare troppo, perché oramai sappiamo quelle che sono i pregi e i difetti di Meret. Non è diventato Zoff, come qualcuno diceva e si aspettava, non è diventato nemmeno chi posso citare, un portiere scarso di Serie C, non lo è diventato. È il portiere che abbiamo. Non mi diverto ad accanirmi, non mi diverto ad esaltarlo per forza, analizzo la partita
e in questa partita poteva fare qualcosina in più, quando invece nelle altre partite ha fatto molto di più e ci ha tenuto in piedi il risultato, e se abbiamo questa classifica è anche merito suo nelle altre giornate. Poi però il Napoli reagisce subito e in questo caso Lukaku riesce a fare la sua giocata, tiene a bada Ian, riceve palla, credo fosse da Politano, e la dà, proprio la fa la sponda perfetta, che è quello che deve fare Lukaku. Riceve palla, la scarica subito e trova McTominay al limite dell'area. McTominay la controlla con la suola e fa partire un tiro che è una bordata, che purtroppo finisce sul palo. Fa una cosa bellissima. Io però vi dico adesso, guardando questa immagine, non vi viene in mente qualcosa? È il passaggio di prima per chiudere il triangolo con Lukaku, perché Lukaku aveva fatto il movimento alle spalle di Ian. Se in questo momento McTominay invece di perché lui appena riceve il pallone pensa al tiro, ma se l'avesse passata di in questa zona nella profondità, Lukaku si trovava a tu per tu col portiere. Quelli sono i gol che hanno una percentuale realizzativa più alta, le occasioni, un XG più alto di questo. Gratina d'orecchie a McTominay, ma anche no, perché alla fine secondo me è l'unico che si salva nel computo finale delle pagelle che poi vedremo. Quindi mentre una cosa l'aveva fatta bene Lukaku, qua non la fa benissimo. Scorribanda di Kvara che gli cede il pallone e gli chiede praticamente l'1-2 e Lukaku lo premia, ma lo premia in una zona di campo piena di avversari, e lì perderemo palla e succederà il patratrack. Qui Lukaku aveva un'altra possibilità e lo vedete dietro di me, c'era Olivera. Avresti potuto probabilmente scaricare su Olivera qui e poi sviluppare, invece di cercare questo passaggio all'interno del centro dell'arietta del centrocampo, insomma, dove ci sono troppi avversari e vanno in tre a chiudere su Kvara. Di conseguenza l'azione si sviluppa e la palla finisce a decatelare. Questo è il primo momento in cui Olivera dovrebbe far fallo, dovrebbe fare quel classico fallo che ti metti vicino, cerchi di metterti laterale, magari gli cadi addosso senza nemmeno intervenire col piede dove magari spendi il giallo. Se gli cadi addosso dovrebbe essere fallo, l'azione finisce e non se ne parla più. E invece qua la paura mia è che c'è un pochino troppa fiducia, dice vabbè sta solo lui, abbiamo la superiorità numerica, c'è Buongiorno davanti, non farà nulla da qua giù, e quindi Olivera lo accompagna. Questo è il secondo momento in cui Olivera potrebbe far fallo e non lo fa, ma qui c'è un altro problema. C'è il problema di questi due che invece di dare una mano a Di Lorenzo, perché devi guardare quest'uno contro uno pericolosissimo, sono attratti entrambi dal pallone, che sono Gilmour e Anghissà, e cercano di chiudere poi, ma molto distanti, su De Ketelaere che sta stringendo al centro. E qua dovevi fare un rientro furibondo verso a coprire anche la nostra fascia destra, perché lì si era creato un uno contro uno pericolosissimo. Gli screenshot approfonditi su Meret li vedete nella live, non voglio essere ridondante e ripetervi cose per quelli della community che seguono tutto, che faccio, vi ripeto di nuovo, se non l'avete sentito vi dovete andare a seguire tutto questo. Meret ci arriva, ma la mano è moscia, avrebbe potuto, vedete che io devo sottolineare che il pallone non è angolato come il tiro di Kvara che finisce in questa zona qui, il pallone finisce qua, fa questo giro e purtroppo qui ci arriva, la sfiora ma non riesce a parare. Altra occasione clamorosa per l'Atalanta per fare il 3-0 già nel primo tempo è questa qui, troppa distanza, la distanza, troppa distanza tra le marcature sono troppo larghe, e qua Buongiorno temporeggia, De Ketelaere riesce che piedino che tiene su De Ketelaere, mamma mia, veramente grande qualità, mette questa palla a scavalcare dove si inserisce Pasalic da dietro e colpirà di testa in questa zona, ciccando completamente il pallone, e lì siamo stati un pochino graziati, sarebbe potuto essere 3-0 già a fine primo tempo. Il secondo tempo inizia con questa follia, con Meret che qua esce, mamma mia, paura, cioè Lookman è praticamente in controllo del pallone, esci, poi rientri, Lookman prova un pallonetto, non è Mertens, Meret lo tocca anche, lo smorza, però era fuori gioco, quindi non esce negli highlights, però qua uscita un pochino avventato, un'uscita alla Caprile se vogliamo. Questo me l'ero perso, ma adesso ce lo siamo recuperati. Gol annullato a Kolasinac per fuorigioco evidentissimo. Devo però
sottolineare che Meret, non lo so, resta incassato nella porta, ma Oliveira perde un duello di una palla che era controllabile e insomma sta davanti, quindi magari non è difficile da marcare perché ti sta già davanti e quindi è fuori gioco, però anche qui si doveva fare un pochino meglio, E la palla a Kolasinac ci arriva su un colpo di testa ancora di De Ketelaere, che è proprio completo, mamma mia. Vedendo sempre più partite, veramente il Milan avrebbe da recriminare per quello che si è lasciato scappare. Qua salta più in alto, brucia Rachmani sul tempo e fa questa torre. Ma per fortuna è fuori gioco. Qui Ederson fa una bella brioscina di Lorenzo. Questo per sottolineare anche che hanno vinto proprio i duelli individuali. Sono stati più bravi nel dribblarci, nel superarci, nel gestire il pallone. E noi non abbiamo messo la pezza. E qua Ederson tirerà fuori. Però qui era entrato quasi al limite dell'area senza opposizione. Un po' l'as che anche qui c'è un intervento, avrebbe dovuto trovarsi davanti Gilmour, che però finisce con 0 contrasti e questo purtroppo è un problema. Entra Ngonge che dà delle indicazioni sotto forma di pizzino ad Anghissà, perché giustamente entra Raspadori al posto di Gilmour e quindi Anghissà deve avere dei compiti diversi, diventa regista Anghissà con McTominay al suo fianco, che però quando il Napoli ha la palla, ovviamente ricordate sempre il centrocampo a 2, quando hai tu il pallone il centrocampo a 2 diventa verticale, quindi McTominay davanti ad Anghissà. E devo dire che Ngonge non entra neanche male, se è vero che abbiamo detto, e lo ripeto, che mi sarebbe piaciuto Neres al posto di Politano, per vedere più che altro per vedere Neres sulla destra e non sempre sulla sinistra al posto di Kvara. Ngonge non entra male, in un paio di occasioni subisce fallo, mi sembra svelto nel puntare l'uomo e nel dribblare, nel provare almeno a dribblarlo secco. Non male l'ingresso di Ngonge, e qua subisce un brutto, insomma, un bel fallo, proprio il fallo. Però purtroppo Neres entra al posto di Kvara e secondo me Kvara non stava facendo una partita disastrosa, stava creando dei presupposti, dei cross li aveva messi, non ha trovato nessuno, un tiro finisce deviato e finisce in porta, insomma non era una partita da togliere Kvara al 71esimo, secondo me. E qua per la storia delle spinte a 2 mani, in pressing De Ketelaere, proprio le 2 mani sulla schiena di Buongiorno cade, non chiama il fallo Doveri, questo per ricordare semplicemente che Doveri ha fatto una partita scandalosa da entrambe le parti, falli non chiamati, rimesse laterali al contrario, veramente molto anche cartellini gialli che mancano per il Napoli, veramente molto male Doveri. A proposito delle spinte a 2 mani, perché il Napoli qua sta provando un po' di forcing, Neres che si sposta anche da destra perché forse si trova un pochino più a suo agio, e insomma qua abbiamo tanti uomini in aria, però Lookman lo butta a terra. Qua Neres si arrabbierà moltissimo con l'arbitro, poi l'Atalanta si riversa in attacco e si creerà questa occasione qui perché eravamo tutti sbilanciati, e questo tiro qua Lookman se lo mangia, Qua se Kvara sbaglia questo gol gli diciamo vuoi il rinnovo, questi si devono fare, c'hai tutto lo specchio della porta. Lookman la butta sull'esterno della rete. Poi qui avremmo potuto segnare un assist per Di Lorenzo che sta qua, che fa il suo solito passaggio di prima per l'esterno che si inserisce internamente, e qua Ngonge purtroppo se la trova sul destro e col destro preferisce fermarsi per mettersela sul sinistro, quando avresti potuto esplodere. Questo è un tiro che devi ritornare a Lozano forse, o a Callecon, cioè gli esterni destri col piede loro, che altrimenti tutti i mancini non se la sentono sempre di tirare col destro verso la porta, anche in una zona di campo dove onestamente devi tirare. Poi nel finale arriva il gol di Retegui, ancora qui vediamo le marcature troppo larghe, cross di Bellanova da questa zona arretrato, quindi non verso il portiere ma arretrato. Retegui fa un gol non banale, però si trova Di Lorenzo davanti che cerca di opporsi, ma la palla gli finisce pure credo tra le gambe, invece di andare a contatto con l'avversario per disturbarlo. Quando poi cambiamo inquadratura vediamo che forse è quasi più vicino Anghissà, però insomma dividiamoci tutti le colpe, no? Perché siamo il noi quando vinciamo e siamo il noi quando perdiamo, quindi è colpa di tutta la squadra.
onestamente, di tutto, anche di Conte, l'unico che non ha colpe è Oriali. Se vogliamo, l'Atalanta non ci ha schiacciato, l'Atalanta ha controllato tranquillamente una partita che sblocca subito, ma dove c'è un certo equilibrio di attacco, di momentum, no? Del momento dell'attacco. Cominciano meglio loro, poi il Napoli fa qualcosina, loro segnano, poi il Napoli fa qualcosina senza essere, però non ne ho trovate occasioni clamorose dove Carnesecchi fa dei miracoli. È lì che io non posso essere soddisfatto. Se il portiere avversario fa i miracoli, io sono soddisfatto, e anche quando la perdiamo così. Se Carnesecchi non fa miracoli, ci sono una parata su un colpo di testa di Buongiorno deviato, altre poche cose, e c'è un certo equilibrio anche nel secondo tempo, però non c'è stata mai quella cosa, dice adesso ci prendiamo, anche da parte nostra, che ci prendiamo il pallone e schiacciamo l'avversario. Non siamo stati in grado, c'era un grande equilibrio, però loro hanno vinto più duelli. E lo vediamo qui, purtroppo questo è l'ordine dei tackles, dei contrasti, insomma. È normale che stia a 0 Ngong, per esempio, che entra tardi e quindi non è neanche il tempo. Kvara se ne esce e quindi non è neanche il tempo. Ma chi deve fare veramente i contrasti non sono le ali, ma sono i centrocampisti e i difensori. Purtroppo spicca la presenza di Gilmour qui, dietro di me, a 0 contrasti. E lì, duelli di Gilmour 5, ne hai vinto 1. E lì un pochino la mancanza di Lobotka la possiamo dire che l'abbiamo sentita? Penso di sì. Overall, cioè in generale su tutto il campionato, queste sono le considerazioni di SofaScore, il SofaScore rating, e questa credo che riguardi fino alla 10ª giornata, senza includere questa che ancora non è finita. L'Atalanta per SofaScore, per i loro dati, è la migliore del campionato. Ecco perché quando Conte dice l'Atalanta è una squadra forte, noi non ci dobbiamo prendere collera e non dobbiamo pensare che poi sta cercando di giustificarsi per chissà quale motivo. L'Atalanta è una squadra forte e lo ha dimostrato in tutti i suoi effettivi. Lo ha dimostrato anche con delle scelte che possono pagare o meno. Togli il capocannoniere e ti ritrovi con una squadra che è comunque pericolosa e comunque ben strutturata. Migliore l'Atalanta, la Juventus ha il potenziale di esserlo sicuramente. L'Inter, la Fiorentina spettacolare, la vera sorpresa di Palladino, il mio pupillo Palladino, poi c'è il Napoli che comunque si è comportato molto bene, e poi c'è il Milan. Poi se il problema sono i gol, perché insomma il Napoli deve arrivare a far gol meglio e con più soluzioni, e vedete che l'Atalanta c'ha il capocannoniere, l'Inter c'ha Thuram che sta segnando molto, dopo il capocannoniere c'è anche Lookman che fa 6 gol, 6 gol li fa Vlahovic, molto criticato, 5 gol mantengono il Milan con Pulisic in quella classifica che ha. Poi c'è Kvara con 5 gol. Kvara, stagione di me. Castellanos, Lautaro, e poi c'è Moise Kean. Se andiamo ad aggiungere gli assist, cominciamo a vedere Lukaku, perché 4 più 4 fanno 8. Kvara sta a 7 tra gol e assist, e vediamo che comunque i due dell'Atalanta stanno là sopra, 14 e 10. Vedete che produzione offensiva. C'è Thuram, c'è sempre Pulisic, c'è Tavares che fa assist, una continuazione, poi Lautaro Martinez, e poi c'è già De Ketelare. Quindi guardate queste 4 squadre e spero, fate il clippate, spero che queste 4 squadre, poi c'è la Lazio, però che queste 4 squadre poi possano avere la meglio. C'è l'Atalanta e l'Inter, poi c'è il Napoli, quindi sono tre squadre che hanno una coppia di giocatori. Poi c'è l'unico Pulisic, c'è l'unico Tavares e c'è l'unico... basta, perché De Ketelare fa parte proprio dell'Atalanta. Quindi l'Atalanta dimostra di avere più soluzioni. Altro dato interessante che ricevo da Tore Falanga: l'Atalanta entra in area spesso e è difficile dire con combinazioni diverse. Che combinazione, Francesco, combinazione, o che coincidenza. Le 30 combinazioni più utilizzate: Zappacosta per Matteo Reteghi, De Ketelare per Lookman, Duncan per Bojan Pa, Angiorin per Colombo. Per trovare il Napoli dobbiamo scendere
alla numero 11 Politano per Kvicha Kvaratskhelia. Nel frattempo guardate quante altre soluzioni ha l'Atalanta. Dopodiché, per trovare di nuovo il Napoli, vedete quante ce ne sono di più per la Lazio, per trovare il Napoli, il Parma, dobbiamo scendere alla 26 con Kvicha per Lukaku. Insomma, dobbiamo creare più modi di arrivare ad offendere. Quindi questo è il problema dell'attacco. Ma quello che è clamoroso è il problema della difesa. Allora, premesso, perché non me ne frega niente di Garcia, non è mio zio e non devo difendere nessuno. Garcia non tornerà, sono troppo contento, senza di Conte saremo in Serie B. Punto. Garcia verrà esonerato alla 12ª. Questo è un confronto fino alla 11ª. Non è un confronto tra i due allenatori, è una curiosità che, grazie ai dati di Guido, che è un folle, che si prende tutti questi numeri e se li appunta, noi scopriamo una cosa pazzesca. È vero che abbiamo detto che Conte è una squadra più solida, basa sulla difesa, eccetera, eccetera. Signori, tiri subiti, questo è Garcia, questo è Conte. Tiri subiti 108 Garcia all'11ª giornata, Conte 121. Subiamo più tiri con Conte. Poi bravo Falanga che mi fa notare, forse li subiamo anche da fuori aria, perché noi siamo più accorti e quindi non li facciamo entrare sempre in aria, e quando tirano da fuori aria hanno meno possibilità di segnarci, tanto è vero che gol subiti 8, mentre gol subiti da Garcia 12. Quelli che ci tirano quest'anno non prendono lo specchio 6 volte di meno. Questo è un dato sconvolgente, è un dato che se non ce l'hai sotto mano dici il contrario, e partendo dal contrario fai tutta una narrazione del calcio che però non si basa su una verità. Quindi è una curiosità che ci serve, quando i dati ce li hai si possono analizzare. I fatti, perché il problema dell'attacco c'è: 204 l'anno scorso, 155 quest'anno. Dobbiamo tirare di più, tiriamo un poco meglio, perché la percentuale realizzativa sale a 39 rispetto al 36. L'anno scorso prendevamo pure 5 pali in più, ma dobbiamo arrivare al tiro di più, è meglio. Abbiamo meno corner, ovviamente abbiamo molto meno possesso palla, facciamo 1000 passaggi in meno, siamo un po' più verticali, corriamo di più, facciamo più falli, ma veniamo ammoniti di meno. Ma quest'anno ci fanno più o meno gli stessi falli, ma loro vengono ammoniti 9 volte in meno. I numeri sono freddi, il calcio non è solamente numeri, spesso lo è, ma poi sono le distanze. Allora Gasperini secondo me ci ha fregato, perché qua non c'era più Retegui, e allora questa situazione a 5 non aveva più senso di svilupparsi. Mettiamoli a 4 e ragioniamo sul fatto che Pasalic stava qua e doveva essere roba di Gilmour. Questo è De Catelare, questo è Lookman. Buongiorno Rachmani, qua c'è Zappacosta, e a questo punto Politano doveva poter stare un po' più alto, ma loro erano bravi a creare questi imbarazzi. De Catelare tra Olivera e Buongiorno, Lookman tra Di Lorenzo e Rachmani, e anche quando veniva Politano e Anghissà ad aiutare, poi si creavano gli spazi per quelli là che si potevano inserire, come vi ho fatto vedere con la Sines che arriva fino a qua. Se do 5 a Meret vi incazzate, gli diedi 7,5, 8 a quell'altra partita. Io penso che questa partita qua, tra incertezze e gol subiti, purtroppo 5, non ha fatto parate che hanno salvato il risultato. Di Lorenzo 5, vi arrabbiate? C'era la possibilità di fare poco meglio, ha subito tanto. 5, purtroppo 5. Do 5,5 sia a Rachmani che a Buongiorno, perché le cose non succedono nella loro zona, però De Catelare troppo spazio, quindi non riesco a dare di più a Buongiorno, onestamente neanche, e do 5 a Olivera per le cose che vi ho fatto vedere. Anghissà 5,5, non è stato l'Anghissà dominante che abbiamo visto negli ultimi partite, e 5 a Gilmour, che purtroppo ha avuto una partita molto molto anonima senza mai essere decisivo. Do 6 a McTominay perché crea quel pericolo che avrebbe potuto, quel palo che avrebbe potuto riaprire la partita. 5 a Politano che non incide né in un lato né nell'altro, e 5,5 a Kvara che qualcosina l'aveva creata, ma anche lui viene tirato fuori dalla partita abbastanza presto. 5 o 5,5 a Lukaku, soffre tantissimo la marcatura di Ian, qualche volta gli riesce di fare la sponda, qualche volta no, ma i voti sono per forza bassi perché hai perso 0-3 con l'Atalanta in casa, e al di là della forza dell'avversario ci poteva essere più equilibrio.
a livello di sfide, e purtroppo ne abbiamo perse troppe. Entra Raspadori che si mette qua, entra Ngong che si mette qua, Anguissa e McTominay si mettono così. Ngong mi è anche piaciuto come è entrato, non riesco a dargli nessun voto, non riesco a dargli nessun 6, come non voglio dare voto a Raspadori che non incide. Il pallone lo diamo a McTominay. Dopodiché via Kvara, dentro Neres, e non cambia molto, e anche Simeone al posto di Lukaku. Simeone riesce a scoccare un tiro che viene ribattuto, che viene murato, ma tutta la squadra doveva fare un pochino meglio. Ma scusate Spinazzola, e mi dispiace, sapete perché? Perché era entrato anche abbastanza bene, vivace. Vuoi vedere che Spinazzola per la prossima lo possiamo mettere in campo con l'Inter? Ragioniamoci. 5,5 Conte. Qua mi dite voi se siete d'accordo o no. Gasperini gli fa la mossa un po' a sorpresa e si doveva trovare degli accorgimenti che non sono stati trovati. Non è un Napoli disastroso, però è perché è l'imbarcata di gol che hai preso che rende tutto più pesante da raccontare. Il Napoli è rimasto lì, ci ha provato ma senza troppa foga, nemmeno con tanta disperazione, e io non ho visto un Atalanta che ti aggrediva come la dannata, che non ti faceva proprio giocare. Ci hanno controllato con una certa facilità, e questo dispiace, che non hanno fatto nemmeno la partita perfetta come la finale di Europa League o la partita contro l'Arsenal. Hanno fatto una partita normale dove hanno sfruttato le nostre leggi. Bravi quelli su X, perché ho lanciato la pretella che il Napoli subisce più tiri e molti mi hanno risposto bene. Dipende da dove li subisci questi tiri, la qualità dei tiri che subisce. Bene, vuol dire che il cervello è acceso e il tifoso napoletano non è pazzo. Il tifoso napoletano sta crescendo e deve crescere come deve crescere il Napoli, e noi siamo veramente tranquilli, siamo tranquillissimi. Questo è il fieno in caccina che dovevamo mettere per subire un brutto arresto, senza però quella cosa, il lock, siamo la Roma, perché è la Roma che deve essere il Napoli dell'anno scorso quest'anno, e se succede a qualcun altro noi stiamo lì a guardare. Noi dobbiamo dimostrare di avere un percorso chiaro davanti, abbiamo cominciato a farlo, ci sono i famosi margini di miglioramento, perché vedete in quante cose il Napoli può e deve migliorare. A livello di panchina, a livello di soluzioni siamo ancora pochini. Si deve studiare di più, si deve trovare altro materiale da mettere dentro per crescere. E anche, perché no, guardare al mercato a gennaio, perché questa squadra dà la sensazione di essere un gradino dietro all'Inter, all'Atalanta. Vediamo che fine farà il Milan, però la classifica non la guardiamo in questo momento, perché ci potrebbe deprimere se poi, capite, perché arriva l'Inter, stiamo tutte intruppate in là e può capitare una sciuliata deprimente. Invece, se voi pensate che noi, partendo da una situazione difficile dell'anno scorso, abbiamo fatto già un grandissimo salto in avanti, quasi inaspettato, vedete che questi arresti, queste fermate non sono così dolorose, ma fanno parte, ce l'ha detto proprio Conte, fanno parte anche queste del percorso. Non vi posso dire godetevi il percorso, perché queste battute d'arresto fanno male al cuore, specialmente a casa tua, ma fanno parte, ci fanno capire che non siamo arrivati. Non siamo arrivati, abbiamo concluso, tutto a posto, guariti, adesso siamo fortissimi, siamo pronti di nuovo a vincere. Siamo pronti a rimanere lì aggrappati con i denti, con le unghie, e a dare fastidio a tutti, ma con molta calma e senza esagerare, perché altrimenti ci rimanete male di più. Ci saranno sicuramente decine e decine di cose da dire, ma credo che domani servirà un recap anche arbitrale, perché le polemiche per l'Inter che ha vinto, c'era il gol del Venezia, l'ha preso con la mano, insomma voglio raccogliere più screenshot possibili per parlare anche di cose arbitrali. La Roma, che sta avendo questi problemi, mi ricordo non solo il Napoli dell'anno scorso, ma anche un pochino quel Napoli di Ancelotti, perché ci stanno mettendo il carico da 90, anche molti errori arbitrali. Ndica prende una gomitata senza fine,
vedete che il calcio va analizzato nello specifico. È troppo banale e superficiale dire chi ha la rosa più forte del campionato, il Napoli o l'Inter. Mi dispiace, cari cronache di spogliatoio, che siete i miei preferiti e mi piace come va, ma avete banalizzato senza andare nel profondo, e mi rendo conto che dovete parlare di tutte le squadre e il titolo si fa così, ma non è così che si analizza il calcio e il campionato di Serie A. Si analizza nel profondo, a partire dalle società, dalle situazioni societarie, fino ad arrivare poi ai numeri che sono importanti, che ti fanno capire lo stato di forma di una squadra. Il quando fa il resto del campionato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, credo sia tutto. Potete lasciare un like se anche voi siete rimasti sorpresi dal dato sui tiri, ma poi va analizzato e quindi te lo spieghi.